Allora, ci troviamo nella sede del Popolo della Libertà di Portogruaro con Pietro Rambuschi, capogruppo in Consiglio Comunale del PDL. Allora, prima di iniziare questa intervista, Piero, noto che ci sono delle ulteriori novità nella sede qui del PDL. Vedo appesi alle pareti le bandiere del gruppo del cambiamento assieme a quelle sotto di Forza Italia. Come mai questo cambiamento? È il caso di dire, scusa il gioco di parole. No, no, beh, non è mai nessun cambiamento, questa è sempre stata la sede di Forza Italia, che oggi il Forza Italia è rappresentata tramite il gruppo per il cambiamento e quindi in sinergia e anche concordato appunto con il senatore Paolo Scarpa, che è il proprietario di questo immobile, e abbiamo pensato tutti assieme di esporre le nostre vecchie bandiere di Forza Italia assieme a quelle del gruppo per il cambiamento, quindi non c'è nessuna novità. Volevo chiederti invece, ieri sera ti ho visto in una emittente locale, ti avevano chiesto lo stato di, tra virgolette, di abbandono di Calle Marinaressa qui a Portogruaro. Tu avevi detto che stamani saresti andato all'ufficio tecnico per avere delle informazioni. Guardi, adesso sono le 10 in punto. Io alle 9 di questa mattina ero già all'ufficio tecnico come avevo promesso ieri sera in questa TV locale e ho concordato con il responsabile della manutenzione dell'ufficio tecnico un loro intervento che avverrà entro 15 giorni. Quindi tutte quelle scritte che si trovano in Calle Marinaressa verranno tolte. Quindi il risultato sono convinto che è stato ottenuto, anche perché io giornalmente girerò sempre per Calle Marina adesso, perché per tutto ciò che riguarda il centro storico io ho una particolare sensibilità. Sono intervenuto perché tutta la Calle Marina Ressa sia ridipinta almeno nelle parti in cui ci sono le scritte. Certo che c'è una difficoltà nel privato perché anche il colore delle abitazioni sono diverse di quelle che sono dal lato Mm. del fiume, quindi il bianco non si può utilizzare dappertutto e non si può usare 3-4 colori per dipingere le case degli altri. Ecco, però diciamo se non altro quell'angolo della Calle Marinaresso che dà al fiume, questa verrà ridipinta. Qua bisogna dare atto a chi che qua ha pulito tutto. Nel privato Qua dal Moro mi ha sì, detto che è il proprietario di questo sì, bel sì, immobile. sì, Qua hanno pulito tutto, ci hanno riverniciato tutto il sottoportico che era pieno di scritte. sì, Qua c'è la telecamera che controlla. per E fortuna. adesso non hanno fatto anche gli scalini qua, fino sui scalini avevano messo delle scritte con pennarelli indelebili. Adesso hanno pulito tutto quanto. Dopo c'è sempre qualche persona poco educata che appoggia le suole delle scarpe Sì. sul muretto lì lasciando i segni perché sennò non sono Va- contenti. Il Però per il vandalismo, resto è un bellissimo un angolo punto favoloso. di Portogruaro qua. Sì, sì. E Sembra... l'hanno messo a posto qui esattamente il giugno dell'anno scorso. Ah, Io pensavo che fosse stato il comune, ma tu mi dici che è più probabile sia stata la penso di proprietà. sì, che sia un intervento della proprietà. Comunque tanto di cappello per chi ha fatto Sì, sì. queste opere di Io rendo il merito. mm, che ha riqualificato Sì. Calle Marinarese. Adesso rimane appunto Adesso quel tratto che va verso Corso Martiri della Libertà, che è ancora pieno di scritte. esatto. Appunto anche Calle Marina Ressa avrà il suo decoro, il suo meritato decoro. Quindi speriamo bene. Oh, bene. Ok.